Pronti? 1, 2, 3. Convalidato il segnale con tentativo di Zenit del Ronco di assumere il comando su Uragano OP che attacca. Zenit del Ronco ha preso la testa, Uragano OP subito al suo esterno, a contatto Attack Diablo, insiste all'esterno, ora Uragano OP ottiene strada dopo 200 metri, completati in 15,3. In vantaggio dunque quello che è il favorito della corsa, Uragano OP, ha speso 200 metri scarsi per passare a condurre e ora se la gioca al comando. 400 metri completati da Uragano OP in 30,8. Vediamo le posizioni, Attack Diablo in terza posizione, mentre all'esterno c'è già l'avanzata di Zeno del Ronco, che cerca di portarsi su Uragano OP. Non sappiamo se sia un vantaggio essere già lì adesso perché è scoperto all'esterno, i giri di pista sono 3. Quindi distanza piuttosto lunga. Nella sua scia invece agisce Valdest, che è seguita nell'azione da Zachar Bey, che ha colto quindi una buona partenza. Intanto se ne vanno i primi 800 metri di gara, 32,2 del secondo quarto e chilometro che scorre via in un tranquillo 1,18,9. Corso ormai che arriva a metà, ai 1200 metri, con situazione tattica invariata. Zeno del Ronco si è adeguato all'esterno, si trascina a Valdest lungo la corda, rimane in seconda posizione. Zenit del Ronco su Attack Diablo e nessuno degli altri fa alcuna mossa per il momento, quindi la pariglia di testa continua a viaggiare di conserva molto tranquillamente. C'è stato ora un quarto in 31,6 e ora siamo a un giro poco più dalla conclusione con il leader che comincerà ad accelerare a 800 dal palo. Tiletual in quarta pariglia esterna, ma nessuno ancora fa alcuna mossa, anche perché davanti c'è appunto il favorito che sta controllando la situazione, un 31,1 ora di quarto, e adesso comincerà ad accelerare, anche perché Zeno del Ronco a quel punto deve andare a correre. Lungo la corda c'è sempre Zenit del Ronco, Valdest invece al largo, lungo la corda Attack Diablo, ma intanto allunga Zenit del Ronco. Ora 30 questo quarto e siamo sulla curva conclusiva con Zeno del Ronco che prova ancora a insistere. C'è il tentativo anche di Tiletual, intanto in terza ruota. Siamo ai 180 finali con Uragano OP che si mantiene in vantaggio a 100 dalla conclusione. Uragano OP accelera e la lotta è solo per il secondo posto. Uragano OP viene a vincere, l'errore ai 50 metri finali, ai 30 metri finali del numero 11 Zeno del Ronco. Dopo corsa interamente allo scoperto, lascia al secondo Zenit del Ronco e probabilmente al terzo Attack Diablo. Andiamo a rivedere. Qui è inquadrato soltanto Uragano OP con Michele Bechis che viene a vincere questo bel handicap. Vedete l'errore a una ventina di metri dal palo di Zeno del Ronco. Il secondo posto per Zenit del Ronco e al terzo finisce così Attack Diablo, mentre per il quarto sono vicini ma nell'ordine Zumba B e Zingaro Gad. Uragano OP dunque si impone in questo TQQ domenicale dall'Arcoveggio. Rivediamo le battute conclusive. L'errore, sì, a 20 metri dal palo di Zeno del Ronco, che lo priva di un piazzamento comunque molto buono. Sarebbe stato probabilmente terzo dopo un intero percorso allo scoperto. Così il secondo va comunque a un ottimo Zenit del Ronco che precede Attack Diablo, mentre Zumba B dovrebbe aver preceduto Zingaro Gad. Quindi arrivo tutto allo start per questo TQQ 4, 3, 2, 5 e 6. Questo dovrebbe essere l'ordine d'arrivo, ma aspettiamo naturalmente l'ufficializzazione. La vittoria per Uragano OP e Michele Bechis.